Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, un caldo opprimente che ci accompagna per molto tempo ancora. E questa è una brutta notizia, possiamo dire, per i non amanti del caldo, e questo prolungherà ovviamente nel tempo, come vedete, situazione che porterà nel corso almeno fino alla fine del mese a condizioni veramente molto calde e potrà durare anche nella prima decade del mese di luglio, e caldo di conseguenza torrido, ma soprattutto molto umido in pianura, e di conseguenza avremo distanti i temporali. Attenzione però, perché durante la giornata di lunedì, poi anche martedì, un flusso un po' più umido proveniente dal Nord Africa richiamerà un po' di correnti umide, di conseguenza qualche temporale in più di calore diurno si potrà avere sulle zone montane e poi entro serata possibile anche sulle pedemontane e le alte pianure del nord. Quindi la situazione rimane questa: caldo africano, questa situazione tale sinottica, con punte tra i 36 e i 38 gradi soprattutto al sud Italia. E per quanto riguarda quindi il corso dei prossimi giorni, dopo un venerdì che tornerà stabile, dopo il passaggio nella giornata di giovedì sera di qualche temporale e soprattutto sulle zone montane, sulle prealpi, guardate le termiche che vivremo nella giornata di sabato. Tendenza ovviamente a tempo più soleggiato, ma guardate quanta afa e quanto caldo che avremo, con valori massimi ovviamente fino a 38 gradi, soprattutto sul Tavoliere delle Puglie, possibile anche punte di 39, e quindi la situazione sarà tale anche nel corso della giornata di domenica, quando l'anticiclone africano, pensate, si spingerà sempre più verso il nord Europa e ci riuscirà, quindi riuscirà a raggiungere anche i settori più a nord, quindi correnti atlantiche bloccate, e il maltempo invece che interessa, pensate, l'Europa orientale. Quindi questa sinottica si manterrà tale almeno anche fino alla giornata di lunedì, quando però potrebbe appunto indebolirsi il campo di pressione, favorire quindi la nascita di qualche temporale di calore e umido proveniente dal Nord Africa sulle zone montane e anche quelle pedemontane. Quindi questa è la tendenza che mostra quindi una possibilità maggiore per dei temporali tra il pomeriggio entro la serata, che sconfineranno soprattutto sulle alte pianure e le pedemontane. Tale visione è confermata, ve lo dico subito, ma le subduzioni atlantiche saranno ben lontane dall'Italia. Ne riparleremo ovviamente nel corso delle prossime edizioni per quanto riguarda uno sblocco definitivo da questa ondata di caldo.